Siamo a Venezia, al Museo di Palazzo Mocenigo, centro studi di storia del costume, del tessuto e del profumo, con un ospite eccezionale, ma non solo lui con ospite eccezionale, ma anche con queste Madonne lucane che appunto oggi sono ospiti qui al museo, e a parlarne il suo papà, lo stilista Michele Miglionico, conosciuto ormai in tutto il mondo, che ci parlerà delle sue Madonne lucane e di questo convegno, di questo incontro che c'è stato oggi. Sono stato uno dei relatori, diciamo, ecco, a livello, se voglio essere istituzionale, ma in realtà ho chiacchierato insieme a delle altre persone, sono stato ospite della direttrice del museo, la dottoressa Chiara Squarcina, che ha invitato me per dare manforte alla giornalista storica Luciana Boccardi per parlare del rapporto che la moda ha con lo spettacolo. Parliamo naturalmente di alta moda, quindi collezione Madonne lucane, che nasce quando? Questa collezione nasce nel 2016, non completamente, ricordo che disegnai 3 abiti per sostenere in quel momento Matera, che era una delle candidate a divenire capitale europeo della cultura. Dopodiché ebbi l'intuizione di completare questa collezione e la collezione finita fu presentata nel luglio del 2016 nella chiesa di Santa Maria di Loreto, una chiesa consacrata nel cuore di Roma, Piazza Venezia, di fronte ai Fori Imperiali, e da lì è partita questa avventura di questa collezione, perché immediatamente dopo l'abbiamo presentata a Londra, poi siamo stati in Spagna, siamo saliti a Mosca, poi siamo rientrati in Bruxelles, sono appena rientrato da Belgrado poco più di una settimana fa, dove in ambasciata abbiamo riportato una collezione che racconta un territorio e lo racconta in una maniera diversa, lo racconta in una maniera elegante. Non dimentichiamoci che la Basilicata è come amo anzi dire io, la Lucania è una terra poco conosciuta, un po' come dire fascinosa, ecco, come dico io, è una terra che ha in sé tante contraddizioni, forse per questo ancora regala quella voglia di essere scoperta. E oggi infatti a Venezia ci sono 2 lucani e insieme anche le Madonne lucane, quindi diciamo che abbiamo invaso pacificamente Venezia. Per me, come ho già detto, è un vanto, anche perché esattamente un anno fa noi esponevamo totalmente la collezione totale, completa, in una chiesa, la chiesa delle Anime del Purgatorio a Matera, nel centro di Matera, è una delle chiese penso più belle, sempre una chiesa consacrata, con un'evocazione, con un'installazione estremamente singolare. È una collezione, una parte di questa collezione, in realtà non una parte, ma 2 abiti fanno parte di questa collezione. L'anno scorso erano al Met a New York e la mia grande soddisfazione è stata che alcuni visitatori che hanno visitato le sale di questo palazzo, di questo museo, vedendo gli abiti hanno riconosciuto gli abiti e hanno raccontato di averli visti a New York. Per la festa della Repubblica lei era a Belgrado, quindi anche lì hanno conosciuto le nostre Madonne e hanno conosciuto anche l'Italia. In realtà, come ho già detto, questa collezione quando viene portata in giro per il mondo in realtà porta una parte dell'Italia, ma innanzitutto porta il savoir-faire italiano, porta la cultura dell'alta moda italiana e quindi andare nel mondo e raccontare un savoir-faire italiano per me è un grande orgoglio, è una cosa che ci tengo in particolar modo. E poi porto anche una parte, come dicevo, della Basilicata. Maestro, lei appunto è stato invitato a questo convegno nel quale si parlava di moda e spettacolo, ma quanto la moda influisce nello spettacolo e quanto lo spettacolo nella moda?
Beh, come ha avuto modo di dire la giornalista Luciana Boccardi, oggi la moda è spettacolo e non si può assolutamente pensare che l'una non possa aver bisogno dell'altra. È un'unica cosa. La moda oggi è spettacolo. Sovente mi si chiede che cos'è per me l'alta moda. L'alta moda per me è un modo di vivere, è una sensazione e soprattutto è un sogno. A proposito di questo, quindi le sue clienti sono anche clienti molto particolari, sono delle first ladies? Per me siete tutte delle first lady, ma in realtà sono donne esigenti, sono donne, alcune abituate da sempre a questa cerimonia, perché l'alta moda poi alla fine è una cerimonia. Non bisogna dimenticare che il rito dell'alta moda è un rito antico e oggi è complicato, come dire, è complicato immaginare che è ancora possibile tutto questo, perché la vita è diventata così frenetica e le donne non hanno più tempo. Per ritornare adesso un attimo alle Madonne Lucane, l'abito a cui lei è più legato, c'è uno di questi? Sì, io sono legato, ce ne sono un paio di abiti che sono particolarmente legato. Sicuramente quello che io ho nel cuore è l'ultimo dell'ultima uscita della collezione, che è l'abito che è stato dedicato l'ispirazione l'ho presa dalla Madonna Dolorata che viene venerata a Maratea, una Madonna completamente vestita di nero, una donna a lutto che piange ovviamente la morte del figlio. Ma è un abito estremamente importante perché è estremamente elaborato. Solo la gonna, la prima gonna, quella che regge poi tutto l'abito, sono 40 metri di organza, quindi sono 3 fantasie differenti una sopra l'altra, tutte rifinite con del Pont d'Esprit e del pizzo valenciano, e poi ha questo grande mantello di broccato. Faccio mia una frase che diceva un maestro: l'abito che ho nel cuore è quello che disegnerò domani. Adesso mi viene spontanea però chiederle la prossima collezione, ci può dare delle piccole anticipazioni? Stiamo lavorando, sicuramente la collezione verrà presentata alla stampa a Roma, non so in che modo, probabilmente verrà presentata sicuramente con la campagna, con le foto, ma è ancora tutto un divenire, quindi non so ancora. Stiamo ragionando se presentarla con uno show a Roma oppure con una formula diversa. Ma io in questo momento sono sì, come abbiamo parlato tanto di spettacolo, però è anche vero che l'alta moda in questo momento, o perlomeno io sento l'esigenza di renderla intima e quindi di raccontarla, perché ovviamente se io fossi un grande gruppo, un grande nome ormai riconosciuto nel mondo, non che non lo sia, però in un modo globale, come sono diversi marchi importanti, non c'è bisogno neanche che sia l'abito perché è la griffe che parla per tutto. Io in questo momento ho la necessità ancora di raccontare l'amore, la poesia e la mia dedizione per questo mestiere, e trovo che raccontandolo in un modo intimo, guardando negli occhi la giornalista o facendo toccare la materia o spiegando, per me la cosa è decisamente più importante. Questo il mio prossimo obiettivo è questo, il mio prossimo appuntamento sicuramente è questo. Poi il resto, insomma, appena avremo, anche se manca poco, appena avremo le idee un po' più definite, lo saprete, Appuntamento al quale noi sicuramente non mancheremo, HTO sicuramente non mancherà. Reggia di Caserta abbiamo detto, quindi Reggia di Caserta, Belgrado, Venezia, prossimo appuntamento con le Madonne Lucane ci sarà oppure adesso si riposeranno un po'?
Ehm, sì, ci saranno, c'è un evento che stiamo preparando, c'è un'installazione che stiamo preparando, ma è ancora troppo presto per poter dare delle anticipazioni. Posso dire soltanto che sarà in una location fantastica, sempre in Italia, è molto importante nel nord dell'Italia, però ecco, è ancora un pochino presto. Grazie mille e in bocca al lupo per tutto ciò che desidera. Grazie, grazie, lo prendo veramente come proprio un augurio personale, proprio sono felice di questo augurio, grazie.